Era un impegno che avevo preso ancora l'anno scorso nei confronti delle categorie che lavorano sul Grappa, dei cittadini, dei turisti, cioè quello di prendere per mano la rimessa in pristino delle gallerie che portano al Cima Grappa. Abbiamo stanziato 1 milione oggi e la progettazione è in corso e quindi daremo una risposta strutturale a un problema che si trascina da tanti anni. Quindi ringrazio dell'opportunità di poterlo condividere questa sera qui in questa riunione pubblica e mi ha fatto molto piacere assistere a sentire le opinioni che arrivavano dall'assise, chiamiamola così. Durante la serata abbiamo ripercorso un po' quali sono stati gli interventi negli ultimi anni a favore della viabilità del Grappa, che naturalmente è una viabilità complessa perché è un territorio che vive naturalmente di fenomeni atmosferici particolari, anche con caratteristiche a volte geologiche abbastanza problematiche, però è un territorio sul quale la provincia non si è tirata indietro negli ultimi anni, perlomeno da quando ha cominciato ad avere maggiori risorse. Penso che dal 2020 ad oggi sono stati investiti 750.000 euro, un ulteriore milione è stato stanziato adesso per l'apertura delle gallerie, per cui più contiamo altre manutenzioni ordinarie naturalmente di asfaltatura. Pertanto sappiamo che di alcune problematiche, però è anche vero che facciamo di tutto per affrontarle. Allora, questo è il periodo in cui si vanno ad impegnare i soldi per i prossimi bandi da un punto di vista ambientale. Abbiamo innanzitutto dato un quadro generale cercando di spiegare che ci possono essere bandi e finanziamenti indirizzati ai cittadini e altri indirizzati alle amministrazioni. Da questo punto di vista lavoreremo ancora sui principali inquinanti e sulle componenti più sensibili della provincia, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e quindi nella riduzione degli inquinanti, delle polveri sottili, e poi andremo a valutare anche altri aspetti, ovviamente sempre cercando di aiutare i nostri comuni su quelle che possono essere le loro competenze, cercando di essergli di supporto, e per i cittadini, per quelli che sono i bandi, soprattutto da un punto di vista energetico, se si può essere così utili alla riduzione delle emissioni. La serata mi sembra che sia andata bene, è stata molto partecipata soprattutto dal pubblico, che hanno portato anche in maniera costruttiva degli spunti in più anche per la provincia che sperano di poter risolvere o comunque di poter apportare. Il tema che è stato più sentito, come si immaginava, era il problema delle strade sul Grappa, che però abbiamo visto che la provincia ha intenzione di impegnarsi per portare a termine. Quindi insomma penso abbia rassicurato molto i cittadini.